E ora un servizio sul futuro del personale APT. Presidente della Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto. Oggi un incontro, il secondo in brevissimo tempo, dedicato ai dipendenti e al personale dell'APT, una riunione piuttosto movimentata e accesa. Sì, giustamente è accesa perché è in discussione il posto di lavoro, insomma, di diverse persone, perché parliamo di 64 lavoratori e quindi siamo arrivati ormai alla data estrema perché entro il 31 di dicembre comunque la provincia si troverà costretta a dover mettere in liquidazione quella che è l'azienda APT con una storia, un percorso, professionalità, servizi e purtroppo nulla ancora si è raggiunto da un punto di vista di risultati che erano previsti dalla legge regionale che ha modificato quelli che sono i compiti e le funzioni che venivano prima riconosciute alla provincia.